Tutto, te lo leggo tutto, te lo leggo, so a memoria, ma non vorrei sbagliare un'aggettivazione e così te lo leggo tutto. Dice due cose importantissime. Dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Perché richiamo l'articolo 11 della Costituzione? Perché è una norma che a mio parere è stata già abbondantemente violata in quasi tutte le missioni che non a caso impropriamente vengono qualificate come missione di pace, e adesso a cominciare anche dall'ex ministro della difesa Parisi viene cambiata la particella, la proposizione missione D in missioni per la pace. Guarda, vuol dire che sono missioni di guerra per la pace, questa è la realtà. Insomma, è inutile che ci prendiamo in giro. Bellotti, io fornisco un dato, il mio ufficio studi di Veneto Stato ha fornito un dato che è molto interessante, è l'entità delle spese militari in relazione al PIL. Sì. Noi abbiamo una spesa pari all'1,8% dell'intero PIL italiano, che è superiore a quello della Francia, ed è già tutto dire, ed è largamente più elevato di quello della Germania, che economicamente ha una realtà superiore a noi. Siamo l'8º Stato al mondo come spese militari, il 7º in relazione alla spesa pro capite. Questi valori sono importantissimi, soprattutto... No, scusa, solo una cosa... Scusi, no, Morosini. È un dialogo, non solo... Francia e Gran Bretagna hanno, come dire, dei punti percentuali superiori all'1,8, credo che la Gran Bretagna sia sul 3,5 e la Francia 2,5. Al di là di quello che pensavamo all'inizio dell'intervento, riportare indietro prematuramente i nostri soldati vuol dire fare morire quei soldati due volte. Tu sai benissimo che l'impegno... Vuol dire farli morire un'altra volta e il loro sacrificio renderlo vano. Tu sai benissimo Ora che bisogna rimanere lì fino all'ultimo giorno e poi farli ritornare in patria con tutto l'onore che si meritano. La scadenza è stata fissata, c'è la cosiddetta roadmap che deve essere rispettata. Non può essere così, perché... Dalle notizie che vengono dal fronte, anche dai cronisti seri, oltre Lei che chiede qual è l'ultimo giorno? Io chiedo qual è l'ultimo giorno. Dalle notizie che vengono dal fronte e non sono come le date del governo. Vorrei introdurre un altro argomento che non è mio, poi è nel dibattito, l'ha detto il ministro Parisi in un'intervista all'Espresso qualche giorno fa, che dobbiamo avere l'onestà, e uno che è lontano da me perché Parisi dall'altra parte, dobbiamo avere l'onestà di non parlare più di missione di pace. E ha cambiato la preposizione, come dicevo prima, missione per la pace. Per cosa vuol dire questo cambiamento qua? Perché noi siamo vuol dire che questa missione ha assunto connotati e caratteristiche tali che l'ha snaturata. Sì, ma se tu guardi e tutti, al di là di Zaia che è stato improvvido a uscire, ma tutti pensano, la gente stessa, che bisogna divincolarsi quanto prima da questo territorio afghano nel quale noi viviamo come la realtà vietnamita. A favore è il 67 del ritiro, a favore del ritiro. A favore del ritiro. Certo. È 67,4. Dico io che è ridicolo rimanere in quel contesto in una situazione politica come quella attuale. Comunque, allora, il 67,4% degli intervistati. Io continuerò a dire che usare quell'aggettivo è una cosa vergognosa. Sto parlando politicamente, non sto parlando, io rispetto per i morti. Tanti termini. Ma che c'entra? Perché bisogna... Guarda che la politica è realismo, la politica è realismo. Ma su un argomento così grave possiamo misurare le parole, visto che stiamo parlando di morti che sono caduti per stiamo noi. Parlando di guerra, questa è una missione di guerra italiani. Ma non si può Mi rivolgo all'avvocato Morosini, che penso che sia l'unica persona che ha detto una parola giusta, che siamo in guerra. Sì. Che in Afghanistan siamo in guerra. E allora l'avvocato Morosini deve spiegare bene a quella gente che c'ha vicino che è inutile che mandano i soldati in guerra col fucile in spalle senza cartucce, possono lasciarli a casa, perché ci vogliono le cartucce per fare la guerra.